Apocalisse capitolo 15. O canta che Mosè e l'agnello. Poverietto in cielo, nato segno assai rosso e chi ne spande, veriette 7 angeli che tenevano in mano a loro 7 fragili. Chi sterno l'ultimo, perché con chi si sapeva fare compì tutta la collera e Dio. Veriette pure un mare cristallo, mescato con fuoco, e tutti quelli che avevano abbangiuto che la bestia, a fiura soia, un numero o nome soia, stavano allerta in coppa a quell'umare cristallo. E suonando che l'arpa che avevano avuto a rinde in mano, e Dio, cantavano canto di Mosè, che era servo di Dio, e o canto dell'agnello, che riceve. Quando sono rosse, chi ne meraviglia tutto l'opera tua, Signore, che sia Dio tutto il mondo, e come sono giuste e verace tutte le vie tue, Signore, che sia Re e tutti i popoli. Chi non darà innanzi a te, Signore, tutto l'onore e tutta la reverenza sua, e chi non si metterà a glorificare il nome santo tuo, perché tu solo, Signore, sia santo. Tutte le persone verranno innanzi a te e tutte le popole si adducchieranno innanzi a te, perché tutto quello che tu hai fatto sta sempre innanzi all'occhio e tutta la gente. O settimo sigillo, l'angelo delle 7 piaghe. Dopo tutto questo, vedete che serve il Vangelo che lo santuario dove stava a tenere testimonianza. Era in chi lo santuario a scegliere gli 7 angeli, che avevano in mano 7 fragili. Erano studeline pure e assai sbernette attorno a pietro loro, tenevano una correia e ora. Una che li 4 esseriva con snaia che gli 7 angeli, 7 calaci e ora, chi ne tutta la collera di Dio, che campa per sempre. Subito che lo santuario si rignette e fumo, era tutto il fumo che mostra la parola di Dio e tutta la potenza sua. Nessuno poteva trasire in chi lo santuario, insieme a quando non fossero fornute, che gli 7 fragili, che tenevano in mano, che gli 7 angeli.